Presidente, giorno 17 un convegno al Dioscuri By Palace sulle opere strategiche per lo sviluppo dell'intero sistema infrastrutturale siciliano, con in testa il ponte sullo Stretto. Sì, si parla tanto oggi di PNRR, ma di fatto questo potenziale strumento di sviluppo è per noi una forte delusione, perché prevede nulla o quasi nulla in materia di infrastrutture importanti per il nostro territorio. Quindi, in linea con un percorso già tracciato il 30 ottobre con il convegno organizzato insieme alla rete delle professioni tecniche sul tema delle infrastrutture e con il patrocinio degli ordini professionali, delle forze sociali e delle categorie produttive provinciali, abbiamo voluto promuovere un secondo evento proprio per ribadire la necessità e l'urgenza di un nuovo piano di investimenti speciali per infrastrutture a servizio del nostro territorio agrigentino, come l'aeroporto centro-meridionale, come l'alta velocità su linea ferrata e su strada gommata e il potenziamento dei nostri porti. Durante il convegno la novità è questa: ribadiremo soprattutto l'importanza del ponte di Messina quale opera strategica per riportare nuovi investimenti sull'intero sistema infrastrutturale siciliano e per completare anche quel corridoio Berlino-Palermo che rilancerebbe in modo sostanziale la nostra terra quale porta d'Europa sul Mediterraneo, non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista economico, turistico e commerciale. Sappiamo bene che non ci saranno grandi risorse sulla Sicilia se non si supera la lentezza del collegamento tra la nostra terra e il continente su strada gommata e su strada ferrata, dovuta proprio alle manovre per attraversare lo stretto di Messina. Sul ponte, peraltro, abbiamo rilevato che i governi che si sono succeduti negli ultimi 40 anni hanno sperperato circa 1 miliardo di euro sperperati per la progettazione, una progettazione che non è mai decollata. E noi crediamo che questo sia un grande scandalo. Siamo stanchi di sentire parole, siamo stanchi di sentire promesse che cadono nel vuoto e quindi oggi tutti noi, unitamente agli ordini professionali dell'area tecnica, unitamente alle forze sociali, alle categorie produttive, chiediamo con forza risposte concrete alla politica per lo stretto di Messina, per l'aeroporto centro-meridionale, per l'alta velocità su linea ferrata e su strada gommata e per il potenziamento dei nostri porti. E guardate che non stiamo chiedendo la luna, perché stiamo chiedendo quello che altrove, in altre parti d'Italia, è più che normale. I cittadini, i residenti in Sicilia e soprattutto i residenti in provincia di Agrigento non sono cittadini di serie B, ma sono cittadini che hanno tutto il diritto di fruire e di rivendicare un sistema infrastrutturale efficiente in linea con il terzo millennio.